Onestamente non penso che abbia tolto tanto, non sono esperto come Mauro di questioni sassaresi perché non sono sassarese, e sicuramente Sassari è una città calciofila come tutte in Sardegna, tutte, però secondo me ci sarebbe spazio per entrambe. Secondo me magari se c'è stato qualche voto in più sugli spalti del Palaserra di Mini negli ultimi anni è stato uno un po' per la questione dei risultati, che hanno rotto un minimo di patto di fiducia. Ci sono state alcune partite brutte nella stagione precedente con Markovic dal punto di vista dell'impegno, mi viene in mente quella con Varese, ma per il resto poi non dimentichiamoci che c'è anche la questione lavori al palazzetto e qualche vuoto che si vede magari in TV è fisiologico perché c'è stata una riduzione dei numeri di posti a sedere. Secondo me ci sarebbe spazio per entrambi, magari sbaglio e Mauro potrà dirci meglio, però per esempio questo discorso viene fatto tanto spesso anche per Cagliari. Si dice Cagliari ha la Serie A di calcio, non può avere un basket ambizioso. Io non la vedo così, secondo me c'è spazio per entrambi in una città che ha 140.000 abitanti, un'area urbana però molto più vasta, ci sarebbe spazio per entrambi, un basket di Serie A, un calcio di Serie A, e a Sassari lo stesso, una Torres magari anche in Serie B e una Dinamo sempre ai massimi livelli col palazzetto pieno, che del resto tante volte c'era anche quando la Dinamo giocava in B1, quindi ripeto, guarda, per fare una sintesi secondo me c'è spazio per tutti, non le vedo esattamente delle realtà in concorrenza.